Bentrovati, oggi presentiamo il periodo storico riguardante il Regno di Sardegna ai Savoia. Come di consueto ho tutto tratto dal mio Sardegna, storia e società moderna e contemporanea. Il Regno di Sardegna per legge era rimasto legato alla corona di Aragona e di Spagna fin quando la corona aragonese era rimasta in vita, ovvero all'11 settembre 1714. In verità bisogna evidenziare che il 13 di agosto del 1708 era andato nelle mani degli eredi degli Asburgo d'Austria, i quali lo avevano mantenuto fino al 22 agosto del 1717, data in cui era tornato nuovamente ai Borboni spagnoli fino all'8 agosto del 1720. In seguito al Trattato di Londra del 2 agosto del 1718, i Borboni di Spagna l'avevano dato a Luigi de Sportes per passarlo successivamente a Vittorio Amedeo II di Sardegna, diciamo il primo re di Sardegna, il quale in seguito l'aveva federato ai suoi stati continentali del Principato di Piemonte, del Ducato d'Aosta, del Ducato di Savoia e della Contea di Nizza, dando vita a quello che potremmo chiamare romanticamente Regno Sardo Piemontese, pur essendo sempre Regno di Sardegna. In questo periodo storico, nel 1720, appena giunti in Sardegna, i piemontesi avevano attuato una ricognizione totale dei baroni, conti e marchesi presenti nell'isola, in modo tale da avere un quadro chiaro del potere da gestire. Infatti abbiamo anche qualche documento nel testo, sempre documenti tratti dall'Archivio di Stato di Torino. Bisogna rimarcare che nonostante i piemontesi non fossero tanto felici di aver ottenuto la Sardegna e non la Sicilia, i Savoia avevano acquisito ciò che cercavano da tanto tempo, ovvero essere diventati reali. I piemontesi, quando erano giunti in Sardegna, avevano trovato una terra arretrata, di cultura spagnola e anche autonomista, come testimonia il primo viceré Sabaudo, ovvero il barone di San Remi, quando affermava che, testuali parole, il peggior male che io vedo in questo posto è che la nobiltà è povera, il posto miserabile, è sperduto, la gente è pigra e senza attività commerciale, l'aria è malsana e non ci sono rimedi. Quindi una concezione proprio negativa al massimo dell'isola di Sardegna e del popolo sardo. Rimarchiamo che la Sardegna si trovava in una situazione difficile perché i nuovi governanti non capivano i problemi che dovevano affrontare, in quanto gli ordinamenti politici e amministrativi del regno erano arretrati ed erano difficoltose le riforme da attuare in un periodo in cui erano soprattutto necessarie. In sostanza si è allegati al vecchio sistema feudale, ai privilegi della Chiesa e anche a quelli delle città. Per quanto riguarda la giustizia, per meglio dire anche il sistema legislativo, era disordinata e difficoltosa soprattutto da mettere insieme, poiché erano in essere sia la Carta dei Luogo, i capitoli e le prammatiche degli stamenti spagnoli,
Inoltre gli stamenti dovevano essere convocati regolarmente dai piemontesi. Rimarchiamo anche che l'economia si basava sull'agricoltura e la pastorizia, erano arretrate e condizionate dal sistema feudale, appunto. Il commercio era nelle mani di pochi forestieri e limitato dalla mancanza di vie terrestri e marittime. L'industria era quasi del tutto inesistente a differenza del passato. Per di più, i privilegi delle città e l'isolamento dei villaggi facevano che le relazioni erano molto difficili. Inoltre, le condizioni dell'igiene pubblica erano disastrose, per non parlare della pubblica istruzione, dove coloro che non sapevano leggere e scrivere erano tantissimi. Le università e gli istituti scolastici erano poca cosa. Nel 1732 i piemontesi, per controllare meglio il territorio, l'amministrazione e la politica sarda avevano imposto l'obbligo ai feudatari di rinnovare l'investitura nel caso di successione di nuovo re e di successione di essi stessi. Anche questo viene testimoniato nel mio lavoro. Inoltre nel 1744 il potere piemontese aveva emanato un regio editto per la confisca dei beni verso coloro che servivano la corte spagnola o erano residenti in Spagna. E anche questo documento è integralmente presente nel mio lavoro, sempre tratto dall'Archivio di Stato. Quindi potete vedere come il regio editto di Sua Maestà e così via. Quindi il documento del 1744 del luglio, questo è un documento molto importante perché ci fa capire integralmente il contesto storico, il quadro storico in cui operava un nuovo dominatore, potremmo dire. Bene, andando avanti negli anni, il 12 luglio del 1756 l'amministrazione fiscale e patrimoniale aveva elaborato una relazione in cui presentava la provenienza, la natura e i diritti dei feudi sardi infranottati. Anche questo è un bellissimo documento, lo ritroviamo nel testo, in cui sono presenti i feudi di Villa Speciosa, di Villa Ciro, Serramanna, Decimo, Nurame, Acquafredda, Monastero, Ussana, la baronia di Bonveì, e la baronia di Putifigari, Gesturi, eccetera, eccetera, eccetera. Rimarchiamo come nei primi decenni del dominio piemontese il banditismo si è rafforzato e per questo diciamo che questo pericolo sociale aveva allarmato assai i piemontesi. Infatti il marchese Rivarolo, viceré tra il 1735 e il 1738, aveva comandato tantissimi arresti senza verificare se fossero veri banditi, i quali venivano condannati senza giudizio. In questi anni prendevano vita i pregoni, ordini, circolari, manifesti del viceré, in sostanza erano le gridas spagnolas. Attraverso questi atti la popolazione era avvisata delle penali per i criminali oppure
venivano indicati i comportamenti che il popolo doveva tenere, quindi c'era squisitamente una comunicazione pedagogica. Oggi potremmo anche sorridere leggendo il pregone in cui venivano invitati i maschi a non lasciarsi la barba lunga in quanto segno di brigantaggio. In un primo periodo le relazioni tra il Piemonte e la Sardegna erano state poche, poiché il nuovo dominatore aveva affrontato anche i problemi che gli erano giunti, ovvero le guerre di successione polacca e austriaca, rispettivamente del 1730 al 1748, e addirittura nel 1732 il re voleva consegnare la Sardegna alla Spagna e nel 1747 alla Francia in cambio dei possessi continentali. E qua vediamo come nella nostra terra le cose non erano ben messe, dal momento che una delegazione di aristocratici con ideali rivoluzionari erano andati in Francia per consegnare l'isola a Luigi XV. Questa azione non era andata in porto in quanto la Francia non aveva accolto in modo positivo questa loro richiesta. Inoltre il malessere sociale si manifestava anche attraverso il fenomeno del banditismo, soprattutto nel Capo di Sopra. Andando avanti, nel 1748, con la pace di Aquisgrana, era cominciata una nuova fase storica perché ormai si era capito che la Sardegna sarebbe rimasta nelle mani dei piemontesi, i quali non potevano più barattarla. Rammentiamo anche che in questo periodo storico in continente le idee illuministiche dominavano e i sovrani piemontesi l'avevano capito iniziando a metterle in pratica. Difatti Carlo Emanuele III aveva mutato l'apparato governativo e dell'amministrazione continentale, ma la Sardegna non l'aveva toccata più di tanto, poiché il Trattato di Londra, molto molto importante, imponeva che fossero tutelate e rispettate le strutture politiche, amministrative e istituzionali presenti dai tempi che furono. Quindi questo trattato di Londra andrebbe esaminato a fondo per quanto riguarda lo sviluppo e il progresso dell'isola di Sardegna. Comunque, le poche leggi emanate riguardavano la nascita del Supremo Consiglio Sacro di Sardegna, che si rifà al Supremo Consiglio di Aragona, in Torino, il quale doveva occuparsi delle questioni sarde dando indicazioni politiche. Dopo il 1748 venivano effettuate delle riforme nel mondo demografico e nell'istruzione pubblica. Nel 1760 avevano reso obbligatorio l'uso della lingua italiana come lingua del regno, cosa non facile da realizzarsi in una terra in cui la cultura spagnola aveva padroneggiato per quasi 400 anni. Ammettiamo che anche i politici e nelle università si parlava spagnolo. Nonostante questo tentativo di riforma, l'istruzione era sempre nelle mani degli uomini di chiesa e il catalano era ancora considerata una lingua d'élite, ovvero per pochi colti. Per risolvere il problema demografico si era pensato di ospitare persone del continente per bonificare le terre in modo da poterle lavorare e sorvegliare, soprattutto nelle coste marittime. Infatti in questo periodo era nata l'isola di San Pietro, ovvero Carloforte. Nel 1759, o per meglio dire il 1759, segnava un anno importante per quanto riguardava le riforme in Sardegna, poiché il regno aveva nominato Giambattista Bogino, reggente della segreteria di Stato per gli affari sardi, il quale aveva ricoperto la sua carica per lungo tempo. In primis
aveva messo mani ai privilegi della Chiesa, giungendo ad un accordo col Papa Clemente XIII per limitare il diritto di asilo e le immunità che appartenevano al clero sardo. Inoltre aveva posto il problema delle magistrature e degli avvocati che dovevano essere ben titolati, quindi dovevano studiare, dovevano essere preparati per svolgere la loro attività. In sostanza c'era un controllo totale di riforma per quanto riguardava l'amministrazione della giustizia in toto. Con l'andare del tempo, il reggente aveva messo mani al servizio postale, ai lavori pubblici e anche alla bonifica. Tanto per mettere le cose in chiaro, aveva proibito di scrivere in spagnolo gli atti pubblici, aveva emendato l'istruzione con la riforma delle università di Sassari prima di Cagliari poi, ovvero negli anni che vanno rispettivamente dal 1764 e al 1766, in cui successivamente insegnavano i docenti più capaci con una nuova cultura, quindi una cultura più legata ai continentali di Piemonte che al vecchio dominio catalano-spagnolo. Diciamo che Bogino era un uomo sapiente, il quale aveva sistemato anche gli ospedali, l'amministrazione delle torri e dato vita ai tribunali del commercio. Aveva emanato nuove regole per i monti frumentali e istituito i monti numari. Per di più, nel 1771 aveva sistemato l'amministrazione delle ville e delle città, dunque des villas e de cittades. I monti, mettiamo i monti, i quali erano delle strutture per dare in prestito grano a interesse agevolato. Questi monti erano governati da un censore generale, il quale aveva fatto allarmare non poco la Chiesa, poiché toglieva loro la funzione di assistenza e soprattutto di potere sociale, il quale ormai era consolidato da tanti secoli. Quindi, ritornando alla politica del regno, i monti erano ovunque grazie al sardo, economista, fisiocratico, illuminista Giuseppe Cussu. Aveva ricoperto il ruolo di censore generale dal 1770 per 20 anni di fila, il quale voleva liberare il credito agrario in modo tale da incentivare il commercio del grano e razionalizzare l'agricoltura. Infatti, nel 1771 c'era stato il riordinamento degli assetti amministrativi delle città e delle ville rurali. Quindi, nelle città veniva cambiato il modo attinente alle nomine delle cariche pubbliche, secondo una gerarchia di saggi, i quali ricoprivano l'incarico annualmente e venivano dibattuti dagli organi del governo. Ricordiamo anche che in precedenza le città erano amministrate da un consiglio composto dai ricchi e questi ricchi venivano estratti a sorte, i quali appartenevano a delle categorie sociali professionali. Con il nuovo sistema, l'amministrazione centrale voleva controllare meglio la vita dei cittadini privilegiati storicamente rispetto alle ville. Rimarchiamo che con il riordinamento nei paesi l'amministrazione veniva assegnata ad un corpo di consiglieri eletti nell'assemblea dei capi famiglia, convocata da chi? Dai funzionari statali. In questo luogo il regno voleva controllare più adeguatamente l'amministrazione delle ville
e soprattutto affievolire il potere dei feudatari attraverso chi? Attraverso i consigli comunitativi, i quali avevano dato un nuovo senso di amministrazione comune, la quale era assente in precedenza, nonostante fossero in sostanza guidati sempre dalle persone ricche dei villaggi, parliamoci chiaro. Bene, nonostante il Bugino avesse attuato queste riforme, i problemi della Sardegna erano sempre vivi, poiché il sistema feudale era sempre presente. Gli stammenti non venivano più convocati da tanti anni. Le relazioni tra sardi e amministratori e burocrati piemontesi erano sempre più freddi e diffidenti. In breve, potremmo dire che i problemi dei sardi erano sempre accesi e, metaforicamente parlando, la brace incominciava a scaldarsi. Nel 1789 i contadini di alcune ville si erano riuniti, o per meglio dire, si erano riuniti dopo diverse dialettiche si erano rifiutati di pagare i tributi feudali attraverso azioni eclatanti e di conseguenza avevano obbligato la milizia ad intervenire per riportare l'ordine. In codesta circostanza avevano preso coscienza i consigli comunali, composti dai ricchi del posto, come detto precedentemente, contro i diritti dei feudatari conservati dalla tradizione e dalla legge. Quindi messi per la prima volta in discussione dal popolo. Andando oltremare, nel 1789 in Francia è scoppiata la rivoluzione e sembrava che queste idee non toccassero l'isola, ma così non era stato poiché poco tempo dopo anche i sardi diranno la loro. Chiudiamo questa prima parte della Sardegna savoiarda, vi do appuntamento alla prossima lezione. Ricordo sempre di valorizzare, tutelare e promuovere la lingua e la storia sociale sarda in ogni suo aspetto. In buona ora.